Salvare dallo sfratto 200 nuclei familiari di Chioggia, famiglie che da 3 generazioni risiedono in case regolarmente registrate e autorizzate, che ora il demanio considera abusive. È l'obiettivo che si è posto la consigliera regionale Erika Baldin. Il disegno di legge che ha promosso è stato presentato alla Commissione Finanze e Tesoro dai senatori del Movimento 5 Stelle. I capigruppo di tutti i partiti hanno chiesto alla Presidente del Senato Casellati la possibilità di discutere il provvedimento che riguarda i residenti sul Lusenzo a Chioggia in sede deliberante, quindi bypassando il voto in aula. Questo perché tutti hanno capito l'urgenza che ha questo provvedimento. La vicenda inizia negli anni '20 del secolo scorso, quando il magistrato alle acque di Venezia propose a diversi cittadini di costruire a proprie spese un muro di sponda per arginare il canal Lusenzo, in cambio del permesso di costruire le proprie abitazioni sugli appezzamenti bonificati. Negli anni '60 i terreni furono ceduti allo Stato, che si dimenticò per così dire di rendere ufficiale la proprietà delle case, col risultato di farle considerare prive di autorizzazione dall'Agenzia del Demanio. Il passaggio in commissione al Senato apre ora ad una soluzione. La vera sorpresa e la vera parte importantissima di questo sta nel fatto che, essendo incardinato il provvedimento già al Senato, si dà la possibilità a chi ha ricevuto una cartella esattoriale, come nel caso di Eros Tiozzo che ho già sottoposto alla vostra attenzione, si possa richiedere la sospensiva della stessa cartella. Il disegno di legge individua in un fondo pubblico la fonte finanziaria per indennizzare il demanio senza alcun addebito per il comune di Chioggia e per i cittadini.